Sopralluogo del presidente della regione siciliana Renato Schifani anche nell'impianto mobile di dissalazione di Gela dopo la tappa di ieri di Porto Empedocle, il governatore ha visitato il cantiere in corso nella zona industriale della cittadina nissena. Ad accompagnarlo il dirigente della protezione civile siciliana Salvo Cocina in qualità di commissario regionale per l'emergenza idrica. A Gela i lavori stanno procedendo a buon ritmo, l'impianto è nella fase iniziale di avvio, sono state già pulite le tubazioni e messe in pressione le condotte, sia per l'adduzione dell'acqua che per lo scarico a mare. Intanto sui moduli di dissalazione sono in corso i test elettrici, mentre quelli idraulici prenderanno il via quanto prima. Il dissalatore di Gela potrà produrre quasi 100 litri di acqua al secondo in caso di necessità. La portata potrà essere raddoppiata grazie alle particolari prese di adduzione della struttura. Il terzo impianto a entrare in funzione nelle prossime settimane sarà quello di Trapani. Anche a Gela, ha detto il governatore Schifani, ho potuto verificare che i lavori sono in fase avanzata e presto l'impianto potrà produrre acqua, un risultato frutto degli investimenti del mio governo e della collaborazione istituzionale con l'ufficio del commissario nazionale per l'emergenza idrica. Ringrazio, ha continuato Schifani Leni, per l'ospitalità che ci ha consentito di risolvere il problema di natura ambientale. I 3 dissalatori daranno un contributo significativo alla lotta alla crisi idrica e si inseriscono nella strategia portata avanti nell'ultimo anno per merito anche del lavoro della task force che ho affidato all'ingegnere Cocina. La situazione è migliorata grazie anche agli interventi degli invasi sulle reti di collegamento, sui pozzi per reperire nuovi fonti di approvvigionamento e con la realizzazione di 2 grandi dissalatori di Palermo che affideremo con il sistema del Project Finance potremo governare la situazione con maggiore tranquillità e stabilità. Abbiamo inoltre finanziato con 50 milioni il rifacimento della rete idrica di Agrigento, che una volta completata sarà un'opera epocale per la città che soffre a causa delle dispersioni che arrivano fino al 50% dell'acqua disponibile. Vogliamo, conclude Schifani, costantemente realizzare i lavori attraverso la commissione che ho appositamente istituito con la dovuta vigilanza.